Buonasera, da Matera dalla Testostruttura si è appena concluso l'incontro New Coroller Matera Pumas Ancora a Viareggio. Siamo qua con Michele Ferrara, uno dei protagonisti di questo incontro, che ha visto ovviamente il Matera portarsi in vantaggio. Chiediamo a Michele come è andata secondo lui questa partita, questo incontro. Buonasera a tutti. Allora, questo era un appuntamento importante perché era una delle partite appunto più importanti, le altre le avevamo sbagliate, quindi questa era in casa, dovevamo dare una svolta. La partita è stata tesa, tirata fin dall'inizio, è stata una partita molto fisica. Secondo me abbiamo giocato bene, particolarmente in attacco, perché abbiamo concesso qualche gol in difesa per proprio distrazione, li abbiamo lasciati da soli contro il portiere. Loro sono molto bravi, anche se sono una delle squadre più giovani, penso, del campionato, e non sono da sottovalutare. Però appunto abbiamo preparato bene la partita nella settimana, infatti in attacco siamo riusciti a trovare le conclusioni. Sono molto contento del risultato, anche se alla fine abbiamo rischiato, siamo andati sul 5-4, però è più bella così, tirata fino all'ultimo. Buonasera. Noi ringraziamo Michele, in bocca al lupo per questo percorso e aspettiamo di vedere che succederà. Grazie. Va bene, grazie.